reclusione 2 a 10 anni e 8 mesi è la richiesta del PM Puppa al processo nei confronti di 3 stranieri accusati di violenza sessuale di gruppo avvenuta a Udine ai danni di una quindicenne. È un buon messaggio togliere lo stato d'emergenza, ma serviranno decreti ad hoc per mantenere la straordinarietà delle azioni, così il presidente Fedriga, secondo il quale presto sparirà l'obbligo della mascherina. L'ITS Malignani si conferma tra le eccellenze a livello nazionale e prepara 2 nuovi corsi a partire dal prossimo autunno per formare super tecnici in campo vinicolo e del risparmio energetico. Dai centri estivi la babysitter vanno da 150 a 575 euro i contributi previsti dalla Regione per sostenere i genitori nel periodo di chiusura delle scuole, stanziati 2 milioni di euro. Dopo la cessione di De Paul all'Atletico Madrid, l'Udinese punta a 2 pedine che saranno presto ufficializzate. Il terzino destro Pedro Pereira e l'attaccante argentino Maximiliano Romero. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli. In tribunale a Udine il PM Letizia Puppa ha chiesto 3 condanne a oltre 10 anni ciascuna per 3 cittadini stranieri. Sono accusati di aver violentato in gruppo una quindicenne friulana. L'episodio è accaduto nel 2019. Una condanna a 12 anni di reclusione e 2 a 10 anni e 8 mesi. Sono queste le richieste avanzate dal PM Letizia Puppa durante il processo davanti al Tribunale Collegiale di Udine, presieduto da Paolo Alessio Verni, nei confronti di 3 stranieri accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di un adolescente friulana quindicenne all'epoca dei fatti. Violenza aggravata dalla minore età e della limitazione della libertà personale che sarebbe avvenuta in 2 occasioni. La richiesta più pesante riguarda il 25enne pakistano Dilavar Abbas Youth, in Italia senza fissa dimora con precedenti specifici, che il 28 agosto 2019 avrebbe indotto la minore, la quale si trovava sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, a seguirlo nell'ex caserma Piave di Udine e costretta a subire atti sessuali, minacciandola anche con una bottiglia. Al tentativo di fuga della ragazza, il giovane l'avrebbe percossa e le avrebbe permesso di andarsene solo dopo 10 ore. Un'altra violenza sessuale sarebbe stata consumata nel precedente mese di luglio, o nella stessa ex caserma Piave o nei campi sportivi vicino alla chiesa di San Pio X. La ragazza avrebbe seguito qui il 37enne pakistano Naeem Muhammad, residente a Udine, il quale le avrebbe proposto di consumare alcuni stupefacenti. Dopo l'assunzione della droga, l'uomo avrebbe chiesto alla ragazza di fare sesso minacciandola e schiaffeggiandola. Alla presenza di Youth, il 37enne avrebbe avuto un rapporto con la minore. Poi lo stesso avrebbe fatto il 24enne pakistano Sulman Muhammad, in Italia senza fissa dimora, che intanto era giunto sul posto. Anche la parte civile, rappresentata dall'avvocato Consuelo Zanini, ha chiesto la condanna dei 3, oltre al risarcimento dei danni morali. La parola passerà alla difesa durante l'udienza fissata per la prossima settimana. Green Pass, stato di emergenza, ma anche federazione del centrodestra e legge elettorale. Sono tanti i temi affrontati dal presidente della regione Massimiliano Fedriga a margine di un evento incontrando i giornalisti. Per quanto riguarda lo stato d'emergenza, ha detto che è un buon segnale il fatto che si parli di toglierlo, ma ha anche sottolineato come serviranno decreti ad hoc per mantenere la straordinarietà delle azioni messe in campo. E poi la mascherina, credo, ha detto che tra poco tempo sparirà l'obbligo. Io non vedo l'ora di togliermela, ha aggiunto. Sentiamo. La pandemia non è finita, ma dal 31 luglio sarà opportuno togliere lo stato di emergenza. A dirlo è stato questa mattina il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Secondo me è un buon messaggio al Paese togliere lo stato di emergenza. È altrettanto vero però che secondo me serviranno dei decreti ad hoc se si farà questa scelta, che vadano in alcuni settori a permanere, diciamo, la straordinarietà delle azioni. Faccio un esempio su tutte, è quello della sanità, cioè la possibilità di utilizzare gli specializzandi, penso per le prevenzioni, penso per i ricoveri, le infettivologie, le terapie intensive. È fondamentale avere il personale a disposizione perché la pandemia non è finita e quindi attenzione, per i settori chiave bisogna continuare ad averlo. Il governatore spera anche di abbandonare una volta per tutte le mascherine protettive. Io credo che nel giro di qualche settimana all'esterno la mascherina non sarà più obbligatoria. Per sempre l'auspicio, presumo? Io spero per sempre, sì, perché mi auguro veramente, perché andrebbe della mia sopravvivenza. Sul Green Pass questo è il suo auspicio. L'auspicio che faccio è che sia veramente il più semplice possibile,
perché noi dobbiamo ovviamente sfruttare il Green Pass anche per attrarre turismo, ma renderlo semplicissimo soprattutto per gli imprenditori dei settori coinvolti, perché altrimenti sarebbe una complicazione invece che una soluzione, un aiuto a risolvere i problemi. Tornando alla politica, Federica spiega anche nel cambio della legge elettorale. In questa prospettiva, spiega il Presidente, la federazione del centrodestra sarà utile nella spinta riformista e a coinvolgere anche le altre forze politiche. Io voglio che il mio voto, quando lo esprimo, avere la piena consapevolezza di quello che servirà. Dopo magari una coalizione può vincere, può perdere. Nelle elezioni questa libertà non c'è, perché i cittadini non sanno a cosa servirà il loro voto. La federazione penso che vada in quella direzione. Io sono convinto che bisogna cambiare legge elettorale, la vedo difficile in questa legislatura, ma perlomeno andare a semplificare il sistema delle coalizioni e dei partiti, perché altrimenti mi sembra diventi tutto molto complicato. Tornando alla questione Covid, vediamo i dati del bollettino di oggi. In Friuli Venezia Giulia su 3.621 tamponi molecolari sono stati rilevati 21 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,58%. Sono inoltre 1.882 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2 casi con una percentuale dello 0,11%. Oggi si registra un decesso a cui se ne somma uno pregresso. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 1, quelli in altri reparti risultano 7. Il Ministero della Salute e l'AIFA si esprimano con una nota univoca e definitiva spiegando se la vaccinazione eterologa sia un obbligo o una opzione. Lo chiede la Fondazione Gimbe a fronte della confusione che si è generata sul vaccino da utilizzare per la seconda dose agli under 60 che per la prima hanno utilizzato AstraZeneca. Dal monitoraggio della Fondazione Gimbe emerge che in Friuli Venezia Giulia ha ricevuto almeno la prima dose del vaccino il 53% della popolazione. Siamo terzi in Italia dopo Molise e Campania. L'86,3% degli ultra ottantenni ha completato il ciclo vaccinale. Quanto all'andamento della pandemia a livello nazionale, nell'ultima settimana i contagi si sono ridotti del 25,2%, i decessi del 12,4%. Grazie alla vaccinazione degli anziani e delle persone fragili, sottolinea la Fondazione, c'è stata un'ulteriore decongestione degli ospedali. Dal 6 aprile meno 89% dei posti letto occupati nelle aree mediche e meno 87% in terapia intensiva. Dopo la Valle d'Aosta, il Friuli Venezia Giulia è la regione con il più basso tasso di ospedalizzazione Covid in Italia, 2% in terapia intensiva, 1% negli altri reparti. La cronaca, la fuga di una sostanza irritante nel reparto di emodialisi dell'ospedale di Pordenone nella tarda serata di ieri ha costretto 4 infermieri a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Nessuna conseguenza seria, oggi la situazione è tornata alla normalità, indagini in corso per accertare le cause dell'episodio. 4 infermiere finite al pronto soccorso e una serata d'apprensione nel reparto di emodialisi dell'ospedale di Pordenone. Questo è il bilancio della fuga di una sostanza riconducibile al cloro avvenuta nella tarda serata di ieri al quarto piano del padiglione B del Santa Maria degli Angeli. Le cause sul motivo della fuga della sostanza, ancora da individuare di preciso, sono al vaglio dei vigili del fuoco di Pordenone che ieri sera sono intervenuti sul posto muniti di maschere antigas. A far scattare la segnalazione le infermiere che in quel momento si trovavano in reparto e hanno avvertito un leggero malessere, venendo poi visitate al pronto soccorso. Nessuna conseguenza seria per loro se non un forte bruciore agli occhi. Fortunatamente in quel momento il reparto non ospitava pazienti. Oggi la situazione è migliorata e nel reparto, che può operare regolarmente, non si avvertono ulteriori odori, ma sono in corso gli approfondimenti del caso, anche da parte dell'azienda sanitaria, per risalire a eventuali cause o responsabilità. Il problema potrebbe riguardare l'impianto di depurazione della dialisi. Anche il NURSIN, il sindacato degli infermieri, si è attivato per ricostruire la situazione affinché venga tutelata la salute dei lavoratori.
Un uomo di 59 anni di San Giorgio di Nogaro, Maurizio Tiraboschi, è morto questa mattina nella zona della Brussa, nel comune di Caorle, dove si era recato con il cognato per trascorrere una giornata sulla spiaggia. Sulla battigia è stato colto da un malore fatale, probabilmente un arresto cardiocircolatorio. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dal personale del SUEM, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Portogruaro. Paura per una bambina coinvolta in un incidente stradale questo pomeriggio a Udine, in via Bezzecca. Un 55enne alla guida di una Peugeot diretto verso via Caprera ha urtato la minore che era in sella alla sua bici. La piccola è caduta, è stata soccorsa dal 118 e portata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la polizia locale. E si trova ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Trieste un motociclista di 50 anni di Latisana, rimasto coinvolto in un incidente stradale questa mattina intorno alle 7 a Lignano, all'incrocio tra Viale Centrale e via Amaranto. A seguito del contatto tra i due veicoli, la moto, una Kawasaki, si è ribaltata, il conducente è stato sbalzato a circa 10 metri dal punto dell'urto. Stava percorrendo il Viale Centrale verso Pineta quando una Dacia Sandero condotta da una quarantenne di Latisana in transito su via Amaranto si è immessa su Viale Centrale con direzione Sabbiadoro. È stato portato in elicottero d'urgenza all'ospedale di Trieste, dove è ricoverato in gravi condizioni. La dinamica è in fase di accertamento da parte della polizia locale. E un 54enne di Maiano è rimasto ustionato al volto questa mattina intorno alle 9:15 nella fabbrica Colombino e Polano di Trasaghis. Per cause che saranno accertate dagli ispettori dell'azienda sanitaria intervenuti con i carabinieri della compagnia di Tolmezzo, l'uomo è stato investito da un ritorno di fiamma mentre stava manipolando nel piazzale dell'azienda una tanica con materiale infiammabile. È sempre rimasto cosciente durante le operazioni di soccorso, è stato portato all'ospedale di Udine in ambulanza. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Gemona. Dopo una spaccata e una rissa in piazza Risorgimento a Pordenone causate da episodi di ubriachezza, pugno duro del questore che ha chiuso per 75 giorni il caffè Commercio e ha diffidato altri 3 bar della zona, disposti pure 4 DASPO urbani. Non si sono fatte attendere le conseguenze per alcuni locali pubblici della zona di Piazza Risorgimento a Pordenone, dove lunedì sera è andata in scena l'ennesima rissa. Nel mirino della questura sono finiti i bar di quell'area cittadina, rei di somministrare ripetutamente alcolici anche a persone già in stato d'ebbrezza, cosa che ha riguardato l'albanese, poi espulso, che sotto l'effetto dell'alcol il 14 giugno ha picchiato un pakistano per futili motivi. Il questore Marco Odorisio ha disposto per questo la chiusura per 75 giorni del bar Commercio di via Santa Caterina, dove all'albanese erano stati serviti più volte superalcolici per alcune centinaia di euro. Locale già chiuso per un mese nel 2018. Il provvedimento è stato notificato oggi con proposta al comune di Pordenone di revoca della licenza. Dagli accertamenti della polizia è emerso come l'uomo avesse iniziato assieme a un connazionale un vero tour alcolico fin dalle 11 del mattino, concluso poi al Commercio. Il questore ha già diffidato altri 3 locali della zona e disposto il DASPO urbano per 2 anni a 4 cittadini residenti in città che non potranno avvicinarsi ai locali pubblici nell'area interessata. Solo una settimana fa, in un negozio di telefonia di Piazza Risorgimento, si era verificata una spaccata, anch'essa dettata da motivi di ubriachezza. Per il questore, che ha rassicurato la cittadinanza sul fatto che resta alta l'attenzione della polizia su tutto il territorio, il problema dell'esagerata somministrazione è alla base di questi fenomeni di criminalità. La questura continua a vigilare. E la polizia locale di Trieste ha arrestato 2 ragazze di 18 e 20 anni perché trovate in possesso di 100 dosi di eroina provenienti dalla Slovenia. È accaduto alcune sere fa quando nel quartiere di Servola operatori del nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale avevano notato scendere da un taxi sloveno le 2 giovani donne e un uomo già noto per reati connessi agli stupefacenti. I 3 sono stati fermati per un controllo. I vigili si sono insospettiti per l'inquietudine
fine dei 3. Una perquisizione ha consentito di accertare il possesso degli stupefacenti. Le 2 giovani sono state arrestate con l'accusa di aver importato dalla Slovenia la droga con fini di spaccio in concorso tra loro. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà per concorso in reato. È stato spento un incendio che minacciava un capannone a Codroipo. Le fiamme si sono propagate questa mattina in un'area verde di Viale Venezia. I vigili del fuoco del comando di Udine sono intervenuti dalla sede centrale anche con una squadra del distaccamento volontario di Codroipo. L'intervento ha evitato la propagazione delle fiamme dalla vegetazione alle strutture del capannone. Non sono rimaste coinvolte persone. Il Friuli Venezia Giulia è l'unica regione italiana classificata Strong Innovator dal Regional Innovation Scoreboard 2019 della Commissione europea. È emerso in occasione della presentazione dell'ecosistema di opportunità per investire in Friuli Venezia Giulia. L'obiettivo è quello di trasferire le potenzialità del territorio, tra cui logistica e innovazione, al di fuori dei circuiti abituali. Grazie all'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa abbiamo messo a sistema tutti gli strumenti e le numerose opportunità offerte dal Friuli Venezia Giulia. Con un unico e affidabile interlocutore possiamo presentarci al meglio alle imprese intenzionate a investire nella nostra regione, che risulta essere particolarmente attrattiva a livello internazionale. Un territorio che vanta un livello molto alto per la qualità della vita, fattore sempre più ricercato nella grande industria. Ad affermarlo il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che questa mattina a Trieste, insieme all'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini e alla direttrice generale dell'Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa Lidia Alessio Verni, ha presentato il sistema coordinato di incentivi, il posizionamento strategico e l'ecosistema di opportunità a favore di chi viene a fare impresa in Friuli Venezia Giulia. Voglio ringraziare l'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa per l'eccellente lavoro che ha svolto in questi mesi. Guardate, la regione Friuli Venezia Giulia ha delle potenzialità enormi da un punto di vista dell'attrattività delle imprese e dei capitali nella nostra regione, delle condizioni che la pongono come una delle prime regioni in Italia, se non la prima regione in Italia, come offerta verso gli imprenditori e gli investitori. IRAP azzerata per zone della montagna, IRAP zero per chi viene ad investire per i primi 3 anni, fondi di rotazione, fondi di investimento, abbiamo fondo turismo, insomma tutta una serie di opportunità tali da rendere la stessa regione molto attrattiva. Con Sviluppo Impresa abbiamo ulteriormente potenziato gli strumenti che avevamo a disposizione e da qui ai prossimi anni avremo una mole di milioni di euro importantissimo. Sarà nostra cura far sì che gli stessi, come dire, con rapidità ed efficienza affluiscano nelle tasche degli imprenditori e della nostra regione. Friulia oltre la crisi. Nel 2020 il valore complessivo degli interventi della finanziaria regionale è arrivato a 190 milioni in 94 aziende, sostenute anche 303 microimprese. Oggi a Trieste l'approvazione del bilancio. L'Assemblea degli azionisti di Friulia ha approvato il bilancio della finanziaria regionale al 31 dicembre 2020. Chiude con un utile netto di 4,6 milioni e con impieghi oltre 40,6 milioni di euro in 20 operazioni che hanno coinvolto diverse realtà del tessuto economico del Friuli Venezia Giulia. Investimenti complessivi in aziende del Friuli Venezia Giulia per 190 milioni in 90 società partecipate, di cui l'80% piccole e medie aziende. L'utile di quest'anno è di 4,6 milioni di euro, assolutamente in crescita rispetto agli anni precedenti nonostante la situazione pandemica, ma che ha previsto tutta una serie di operazioni anche di finanza innovativa a favore delle piccole e piccolissime aziende, come il fondi per il Liquidity Facility, che ha visto coinvolte più di 300 aziende con finanziamenti di importi intorno ai 20-24 mila euro. Abbiamo anche operato una nuova partecipazione che è diventata attiva quest'anno per micro, che prevede il microcredito per quelle realtà piccolissime di imprenditori, di artigiani, di liberi professionisti, con finanziamenti anche a livello di 3, 4, 5 mila euro.
Sul lato della logistica, l'ingresso di Duisport all'interno della compagine dei nostri interporti, l'interporto di Trieste, l'interporto di Cervignano, e il rilancio del BIC, Business Innovation Center di Trieste. L'approvazione del bilancio di Friuli è la conferma del buon operato di questo Consiglio di amministrazione e di tutto l'assetto societario della holding. Noi siamo soddisfatti per questi risultati e lo siamo ancora di più per la grande richiesta che è stata fatta e raccolta da Friulia di continuare ad essere un partner strategico operativo anche per le piccole e medie imprese del nostro territorio. L'Istituto Tecnico Superiore Malignani di Udine si conferma tra le eccellenze a livello nazionale, come testimonia l'ultimo monitoraggio di Indire. E in arrivo ci sono 2 nuovi corsi a partire dal prossimo autunno per formare super tecnici in campo vinicolo e del risparmio energetico. L'ITS Malignani, scuola post diploma che forma i tecnici del futuro, bacino fondamentale per le aziende del territorio, brilla a livello nazionale. A dirlo è il monitoraggio di Indire, che valuta le performance degli ITS d'Italia. È stato pubblicato il monitoraggio di Indire, che è un monitoraggio annuale che va a valutare le performance dei corsi ITS d'Italia. Quest'anno erano 201 i percorsi valutati e 89 corsi sono stati ammessi alla premialità e con grande soddisfazione noi raggiungiamo quota 12 dalla nostra istituzione e 2 dei 3 corsi che erano a valutazione sono stati collocati nella fascia di eccellenza, con un risultato davvero importante per la meccatronica. L'ITS Malignani, che conta per i suoi studenti tassi di occupazione vicini al 100% per chi sceglie il mondo del lavoro, non si ferma e dal prossimo autunno amplierà la platea, specializzando i tecnici del settore agricolo, in collaborazione con le città del vino d'Italia e del risparmio energetico. Il primo corso è Agrotech Specialist. Da 2 anni il mondo dell'agroalimentare, inteso come produzione o gestione proprio in campo della vigna, ci chiedeva una nuova figura introvabile, evoluta, che guarda all'industrializzazione necessaria di questo mondo e quindi meccatronica, automazione, tecnologie innovative come i droni, accanto naturalmente a quelle conoscenze che sono poi di terreno, di raccolta dati per farli poi elaborare da soggetti più evoluti. Abbiamo quindi l'Energy Specialist che fa riferimento al mondo Green Sustainable Factories e quindi tutti i temi che sono cari ai giovani. Vanno da un minimo di 150 euro ad un massimo di 575 a seconda del nucleo familiare i contributi regionali per far fronte alle spese sostenute dalle famiglie per servizi socio-educativi, compresi centri estivi e attività ludico-ricreativi e babysitting. Lo ha stabilito una delibera approvata in via preliminare dalla Giunta regionale che la esaminerà in via definitiva nella seduta di domani e su cui ieri il Consiglio delle Autonomie Locali ha espresso parere favorevole unanime. Per il secondo anno consecutivo la Regione, forte del positivo riscontro dell'anno scorso, ha inteso impegnare un cospicuo pacchetto di risorse pari a 2 milioni di euro per sostenere le famiglie nel periodo estivo, quando saranno chiamate ad affrontare spese importanti per conciliare lavoro e accudimento dei figli. È stato il commento a margine dell'assessora regionale a lavoro, istruzione e famiglia Alessia Rosolen. I beneficiari del provvedimento sono i nuclei familiari titolari di carta famiglia in cui almeno uno dei genitori sia residente in Friuli Venezia Giulia da almeno 24 mesi e con un ISEE per l'anno 2021 uguale o inferiore a 30.000 euro. Entro il 2023 la Protezione Civile di Udine potrà avere la sua nuova sede. Prima di avviare l'iter, l'amministrazione comunale ha gettato le basi per la sua realizzazione con un primo progetto che prevede una palazzina modulare di 2 piani e la pista di atterraggio per l'elicottero. Si comincia a delineare il progetto di massima per la nuova sede della Protezione Civile di Udine. Il Comune ha trovato i fondi per realizzare il primo lotto. Abbiamo incominciato a parlare con la Regione per avere i primi finanziamenti e li abbiamo ottenuti, che sono 600.000 euro.
Abbiamo avuto la possibilità di avere ulteriori fondi tramite la vendita di un lotto alla Finint nella ex caserma Osoppo con 715.000 euro, quindi noi lo inseriamo lì per fare la nuova sede della Protezione Civile, più abbiamo inserito l'altro giorno con una variazione di bilancio altri 500.000 euro, quindi possiamo contare oggi come oggi con 1.800.000. L'area individuata anche con il suggerimento degli stessi volontari che ora hanno sede in Piazzale Unità d'Italia si trova nel Partidor vicino all'ex SAF. È un luogo che per i volontari sarebbe ideale e anche per la Protezione Civile regionale che ha sede a Palmanova. E poi ci sarà anche il posto dove viene localizzato anche l'atterraggio dell'elicottero. L'elicottero che qui non avrà problemi per atterrare sicuramente, ma ovviamente deve essere collegato con una viabilità interna, parcheggi e quant'altro. Ci stiamo confrontando con i volontari, ovviamente perché dobbiamo condividere il progetto e poi chiedere tutte le autorizzazioni necessarie in modo da avere, diciamo, entro 2022-2023 la sede definitiva. Ricorso improcedibile, queste le due parole che pongono forse fine al contenzioso tentato da alcuni cittadini udinesi contro l'autorizzazione concessa dalle Belle Arti del Friuli Venezia Giulia e che ha poi portato alla realizzazione della rotonda posta a Udine all'incrocio tra Viale Venezia e Via Ternova. Il Consiglio di Stato ha espresso parere negativo nei confronti della richiesta straordinaria proposta al Presidente della Repubblica, tentata tra gli altri dall'ex consigliera Claudia Gallanda, dal candidato sindaco di Trieste Ugo Rossi, dalla giornalista Irene Giurovic. La decisione dimostra una volta per tutte la correttezza della procedura, ha commentato il primo cittadino Pietro Fontanini. Il Presidente della Repubblica ha chiuso definitivamente una battaglia assurda, portata strumentalmente avanti contro un'opera a costo zero che va a migliorare la viabilità di una delle principali arterie della nostra città, ha detto ancora il sindaco. Di tutt'altro avviso il comitato di cittadini, che dà un'interpretazione diversa alla decisione assunta dal Consiglio di Stato. Secondo il Comitato, il parere giunto oggi spiega semplicemente che la massima autorità non è la sede idonea per discutere del caso specifico. A chiarirlo è la portavoce Irene Giurovic, che ha annunciato inoltre che nelle prossime ore aggiungerà all'esposto presentato in procura anche l'ultimo parere negativo sulla realizzazione della rotatoria, giunto lo scorso mese dal Ministero delle Infrastrutture. Sagre si riparte, primi eventi già nel fine settimana con le manifestazioni organizzate dalle Proloco. Il presidente del Comitato regionale Pezzarini parla di importante occasione per rinsaldare tutti insieme le comunità del Friuli duramente provate dalla pandemia. Le sagre e gli eventi dell'estate come occasione per ricostruire le comunità del territorio disgregate dalla pandemia. Walter Pezzarini, presidente del Comitato regionale dell'Unione delle Proloco d'Italia del Friuli Venezia Giulia, vede questa grande opportunità nella ripartenza di un settore capace di creare coesione. Primi appuntamenti già il prossimo fine settimana. Gli organizzatori delle sagre hanno rivisto programmi e contenuti puntando sulla qualità. C'è una voglia di ripartire, le persone vogliono ritrovarsi, stare insieme, vivere dei momenti di socialità. Credo che questo sia l'aspetto fondamentale. Già questo fine settimana ci sono diversi importanti eventi che vengono organizzati sul territorio dalle nostre Proloco. Penso alla Fiera regionale dei vini di Buteo che torna dopo un anno di sospensione, alla Fiera di primavera a Sacile, alla Festa delle Erbe a Forni di Sotto e alla Festa delle Erbe anche a Spilimbergo. Io credo che noi dobbiamo vivere questo momento come un'opportunità, quella di mettersi tutti insieme per riaggregare le nostre comunità che sono disgregate, metterci tutti insieme il mondo del volontariato, le istituzioni e anche le attività produttive, perché sappiamo che anche quelle hanno sofferto. Però se noi ci mettiamo insieme ricostruiamo la nostra comunità e credo che questa sia la missione più importante per le Proloco. Le sagre torneranno di sicuro, sono stati rivisti i contenuti,
contenuti, il formato delle stesse, si punta sulla qualità dell'offerta enogastronomica, sulla qualità dell'organizzazione, sulla qualità della promozione. Diverse nostre realtà hanno rivisto il programma, i contenuti, magari prolungando le giornate di manifestazioni oppure inventando delle manifestazioni nuove e abbandonando manifestazioni che non avevano più senso di essere portate avanti. C'è la voglia di riscoprire i territori, di promuovere i territori, di accogliere i visitatori. Noi a questo punto ci fermiamo qui, vi ricordo tra pochissimo l'appuntamento con il notiziario sportivo, si parlerà in particolare ma non solo del dopo De Paul con l'Udinese che dovrebbe a brevissimo ufficializzare quali saranno le due pedine da aggiungere alla rosa. Si tratta del terzino destro Pedro Pereira e dell'attaccante argentino Maximiliano Romero. Vi ricordo dopo lo sport l'appuntamento con le previsioni del tempo a cura di Antonino Arenda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Arrivederci.